Grande folla anche ad Antei, però per un appuntamento completamente diverso, perché c'era la prima edizione della Festa dell'Aria. Vediamo. Ad Antei Saint-André la prima festa del volo in montagna. Tantissimi appassionati, una bellissima giornata di sole e ce n'è veramente per tutti i gusti. Un'intera giornata dedicata alle esibizioni in area, dagli elicotteri al parapendio, agli aquiloni, agli ultraleggeri, agli aeromodelli. Appassionato di volo, questo che cos'è? Un trike, diciamo, che serve per volare, chiamato paramotor perché utilizza, diciamo, una vela da parapendio che ti permette, come a forma di un'ala, di staccarti, diciamo, da prati piccolissimi dove gli aerei e gli altri mezzi non riescono a farlo, noi altri riusciamo a farlo. Un po' di paura quando si sta in cielo? No, all'inizio secondo me no, sempre emozione, nel senso io non ho mai veramente provato paura, anche perché il mezzo è molto sicuro, è il mezzo volante più sicuro che c'è, anche se sembra incredibile a dirlo, e io lo consiglio a tutti, almeno un volo bisognerebbe sempre farlo nella vita. Un hobby un po' particolare, che cosa sono? Questi sono elicotteri radiocomandati che riproducono praticamente gli elicotteri veri. E volano davvero? E volano veramente, hanno proprio la meccanica degli elicotteri veri, sono praticamente meccanicamente come un elicottero vero e sono comandati come un elicottero vero, con un radiocomando che è quello lì, dove noi comandiamo il passo, il collettivo, la coda, come se uno pilotasse un elicottero vero, solo che tu sei a terra e lui vola.